Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu si sezzidi a chistionare cun battero cantadores de sa idda de Uliana. Tonino Porcu, mesa oghe, Antoni Canudu, mesa oghe e boghe, Tonino Pulicheddu, boghe, Mimminu Maisola, boghe. Sun totus uomines e mannos e s'edade de sos intervistados permittidi de faeddare de s'istoria de su tenore in Uliana. Bessin a campu sas istorias de vida de sos battoro intervistados, chi contan a Bustianu e a noisi un mundu musicale e culturale chi è scambiadu die poi die annanti a sos cosissoro, in sos 60 annos e prusu chi han connottu su tenore. Iscultate Boscomos a resonata de Bustiano Pilosu con sos cantadores de Uliana. Sa prima cosa chi Bolnaro è scusta, no? Intanto bo saluto tutto cantos e bo ringrazio de essere bennidos a custa boglio che stiamo organizzando in intro di un progetto che abbiamo fatto Paris Chinantoni, questa associazione sua Bocches a Tenore, questa associazione Tenore Sardegna, che in Sisre e questa associazione Campos, che abbiamo fatto una rete per su canto a tenore. Vado un progetto che si narra Modas, s'idea de su titolo il bene da proprio a suo paesano nostro Antonio Puzzo, che ha nato, sì, deppimmo imparare su tenore, però deppimmo imparare tutto al modo differente. Scadonzida de nessa moda sua, noi che deppimmo apparinare tutto come che sia del tenore, beste su tenore in Uliana, è differente dai suoi Orgosolo, è differente dai suoi Nugoro e tutto de gai. E adesso è un'idea giusta e l'abbiamo approvata tutto, questa cosa, e abbiamo fatto questo progetto. In intro di questo progetto beste a fare su censimento dei suoi cantatori, che è dedicato a UNESCO, questo travaglio che stiamo facendo, poi su UNESCO iscada cale su bene che ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità, su tenore, che ridischire canto scantatore il bada, come il funzionante de oggi, e il facendo vinza si status, a regione e tutto canto, e sta a narrare il finza os problemas che bisogno, no? A che la narre sa verità come intendeste. Censimento e poi intervistas, cantadas e documentare su tenore e su 2021. Documentammo su chi bestoi. Se l'avremmo il fatto, non sanno, abbiamo stento un montone di cose già fatte, però l'importante è che lo siamo facendo. L'importante è arrivare. E arrivare, se non l'abbiamo fatto prima dello fare scommo e de fare questo tempo il benitore. E tanto io vol dimando gusto che quando donzone a su cominzo, come donzone si presenta, in su senso che dipende numero San Benato e parte chi fa che di su tenore. Prima cosa, no? Cominciamo su Dede. Mi nalo Tonino Porcu di Uliana. Ma una capitale mi si vuole, però è per cominciare da basso. E dico su Antonio Canudo, sempre di Uliana, a può cominciare da basso e poi capino in Besuo e Bove. E tu Tonino Pulicheddu, e che pure può cominciare da basso e poi a bella mi sono posto a cantare e cosa barra cantatore. E non ho più usato basso. E basso come non tendessi più? No. Io sono basso di statura. E tu Ecco, sono meno mai solo Ulianesu. Ecco pure ho iniziato a ende ontra. E una amba maggradiata, poi per esigenza della squadra mi sono posto a cantare e che la penia cantatore. E sono avanzante. Perfetto, mi fa che piacere meda. Potremmo cominciare in tegos da chi bisogna e poi torniamo a suo scompanzo. Non fa che da zigu ischire che queste esperienze tua del su tenore dai su cominzo, no? Come te visto ambiente in Uliana quando ti sei spesato e come te che ti sei accurziato a su tenore. Tanto partimmo dall'ambiente di Uliana riguardo a su anti ma un po' per tutto. È stato sempre un ambiente di amicizia in tutto, andammo a cominciare che po' minore, tenevo 7-8 anni. Però capitava di andare fino a 60 anni in banda, di 60 anni, no? Quindi
veniva un inserimento un po' naturale, noi a provava, sa poi, piano piano si impara. Poi, la storia vera e propria del suo tenore nostro, è nascita in mondo esterno, il battoro, Antonio Sprumannito e Nosi. Tu è da Galeano Gese? Io sono adesso 49. Sono altri più o meno siamo coetanei. E scomincia a fare il suo tenore vero e proprio, 67, 68 più o meno. Abbiamo formato questa prima formazione. Che tenia il de 8 anni? Antonio non andava, poi aveva caricato un panzo nostro, pure andava da Gai. Chi è bifide di lamenta? Tonino poi andava adesso, e uno purtroppo veniva a mancare, non sei a subascio. Tanto che io ho I tesi in araiada? Pipino Conzu. Tanto che io ho questo Pipino Conzu a subascio e un pare porco, se mi svò. Prima andava da Antonio, poi andava Tonino, sono titolare poi di Tonino. E poi, insomma, ma per occasione di la Foras, tramite un gruppo di balle, eravamo parte di un'associazione di questo gruppo di balle su tenore. E quindi eravamo gittas, eravamo a Foras e poi cominciavo pure ad andare su spalco, diventava un po' più commerciale, no? E noi forse siamo adesso primos. Se non sono primos, siamo a questo tipo di... Come in Giuliana? Questo tipo di partecipazione come in Giulianese. E tanto, a me mi sono messo Tonino Pulighelli. Tonino Pulighelli. Tonino, questa esperienza che hai fatto, ma quando hai cominciato a bessire, cantai al già due, come te boghe o come te vizzi? No, ecco, ho iniziato mente basso. Quando andai a palco pure? La prima terminata esibizione che sta sul Redentore, avevo 18 anni. Poi a Bella Bella, insomma, mentre in questa compagnia mancava Savò e mi poneva a cantare. Poi agai un Peppino Conzu mi poneva a basso il Memmino, che in Germania. Quando rientravo, rientravo in noi, un amico nostro, poi ha cominciato a fare il basso viso e come si può cantare. E che sono barravo cantando, abbiamo raggiunto una bella armonia, cioè un bello tenore. E poi piano piano, insomma, tanto per cominciare a cantare sul ballo, andavo a accompagnare sul gruppo di ballo, bello premio pure, in Fora, in estero e in Tirinato. E via via poi abbiamo continuato per tanti anni. Poi a Bella Bella aumenta tutto la compagnia. Non che siamo un po', io sto sposato, io Tirinato, io per motivo di lavoro, io insomma sul tenore poi vado entravo atras ambas. Abbiamo continuato uguale, ma poi a Saine abbiamo rimesso là, cioè, per motivi di lavoro, motivi di lavoro e insomma motivi di famiglia. E via poi abbiamo per il minore di noi, anche noi siamo a Barraro, abbiamo attraversato un periodo dagli anni 60, i sostenori in vita che siamo a Barraro quasi soli, dopo insomma un anno di noi, da isso abbiamo cominciato a cantare noi. E in questo periodo i sostenori sono scomparendo, quindi noi siamo mantenuti questo attraversamento da essere solo, non me, ma in di noi. Binasando poi ha cominciato per i giovani di noi e via via abbiamo lasciato spazio ai giovani. Poi compreso, ma voi quantos anni siete come hanno il fine che ha il finito da cantare in palco? Frequente se no, ma Tirinata siamo andati una paio di volte a Bolzano, ma... No, che gli narri, quando è che hai proprio da oggi non vi torniamo più a cantare a palco. Non l'abbiamo mai nato noi. Non l'abbiamo mai nato. Però nato. come ti è capitato? In quale anno come dai canto siete senza alzare a palco? Dal 2019.
Poi dopo intendiamo altri pure sopra questo. Tanto, aumentami su numero. Io sono Antonio Canudo, so appena spromannito di questo signore. Certo. Abbiamo cominciato, su Mattessi prima fatto su basso, istione sempre di ambas. E hanno bisogno, si ambiava, poi cominciato a andare e posto messo vuove. A noi abbiamo suonato la troppa. In che nisso poi siamo andati in Inghilterra, in Bonande, tanto, abbiamo cantato Paris, abbiamo ballato e si continuava in questo modo. Poi andavo con il signore vesticolore, Antoni Tolo. Noi siamo spromanniti disso. E come si va, in questa scomitiva. Sei del Sub-40, ma e cosa del Sub-40. Così che sono assim, questi anni graciosi. Il suo divertimento inisparioso e tanto si scominciava in questo tenore. Vuole andare in dosi diventava bello, ha visto spromando di noi. Aumentinando Tonino e si sparì in un periodo. Abbiamo cominciato a fare una scarchiballo civile e la gente cominciando a si trasformare. Però è inutile abbandonare certe cose si sono connotate. E siamo stati a Paris a andare sia da parco, siamo andati in Inghilterra, siamo andati a Lussemburgo, siamo fatto tante visite, siamo stati premiati, soprattutto in Inghilterra. E i cui debba più una scarchiosa e non sparia, non prendiamo tenore, invece non prendiamo bene su tenore, nonostante tutto. Così che se divertivo, se andato naturale e ne dinare, gratuitamente, e io non Stato non les interessava nulla, porci non spompiavano bandite di una speciale a Immos. E su tempo si che solava e continuiamo, quando capita, noi andiamo su Mattessi. Ecco, cominciamo a essere manditos. Non può stare a dire, ma a posto, però sti sparias a voi, sti sparias a voi, sti sparin di tutto, purtroppo. Sanno sa in curso e tutto. Però è sempre spiagare. Magari è una cosa che sti susano bene. E magari assurtare a tutti. Non solo sono solianesi, ma assurto fino a sorvattere. Mi è piacere, ecco. Insomma, la televisione vado in un canale e mi va a tenore il ballo di Robert da Gai. Attaccava Gai, si ballava e si andava. E così che su tempo, ma da tutto, sto mannare, insomma, una pausa, abbiamo abbandonato. Però questo non peccato, sono giovane, ho bisogno e continuano a fare queste cose. È bellissimo. Questo divertimento serio e onesto. Grazie. Ascolta, su conto de commente su tenore che cantai a su cominzo, no? No. Ha poco compreso male io. Io mi sono. Fa chi Basso. Avete stiamo da basso. E poi stiamo di forza maggiore. Hanno capitato di mi sono. C'è tornato a capitare su basso. Insomma, noi trattavamo su un paio questa bella mezza. No, questo è il bello. All'occorrenza. All'occorrenza, no, ma questo è importante che su tenore, sicuramente il fatto che batto cantadores e a volte sono finza schimbes, scumpanzas, sa stroppa, sono brulmanas, gli schimbos che intraduni intrasatteri a su bisogno una si deve adattare a fare più di una parte, no, si lischidi, si bilavare dall'alfaga. E in Sardegna zirato me da bazzisi. Ma in parte tante si storia bella quasi uguale dei socio dello stress. Abbiamo girato, non me la comunque abbiamo girato. E mi sa tanto loro. Si bivessa già andato il fatto abbastanza di giro al Sardegna. Tutto la zona al Sardegna che ha girato? Tutto la zona, non me la stiamo girando, ma la andiamo girato. Ma sa fare un elenco di servizi, sa. Non era un elenco, però per esempio finza sagras importanti tipo Redentore, Cavalcata. Cagliari, Sassari. Questo la sa il fatto a studio. Sì. Sassari di così, non abbonaus. A sa Cavalcata. Sta cavalcata. E a su Redentore invitato Bosan, qualche volta. Sempre, qualche volta siamo sonati, qualche volta no.
È certo, conforma Conforme otterrava subito. a come te dirai su ento a occasione. Però No, trastiones. già, no, già lo comprendo, che non sempre queste organizzazioni poi corrispondono a sostenere e li riconoscono su chi meritano, e tante volte binaschi qualche delusione, una è narra, beh, lasciamo andare poco anno, no? E anda bene gai. E a Nucolo, ma la volta scambiata, non fide una rivalità, però cambia sempre dell'immare cambia. E certo, bisogna questa cosa scuro, dipende chi organizza, da come si attenzia, finza personale, a volte c'è chi so chi organizza. Noi, i tenori, sono un po', sostanziavano il suo coro, più che d'altro sul tenore, poi l'hanno fatto. Ja che andavi a Binascali uno i coetanei, sa troppa di Armando in Monande, o che andavano, ma particolari sempre solo. Ascolta, tu hai fatto quasi sempre saoche quando sei il vestito a cantare in palco, no? E tanto facendo saoche, non sconto sa zia le sono sa poesia, sa chi t'aggradaia de cantare de brusu, sa chi trattaia zisi de brusu in questa il vestito che faccia zisi. Qualche volta riusciamo a fare questa raccontata di presentazione per la vita. Ma non sempre, o per tempo non riusciva, tanto andavo da Paolo Mossa, andavo da Tesinara, di Piras e Tucconi. Insomma, momenti venivano in mente, insomma. Ma se la sammentammo è il bello che... Sì, a volte magari la Tesinata o vinasa come te dove comincio che te anto e poi che si in una vuole satira, no? Certo, però siccome un montone di gente de come funziona su tenore non rischi proprio nulla. Credete che quando arzas a cantare tu ed nel già come te può tornare sa cantone è legata musica e poesia come te che sia di un cantante che sia tipo Gianni Morandi che canta quella cantone sua invece se voi alzaiate e tu decidi su minuto che le vedi sa cantone di cantare sa poesia di cantare la decisione su minuto sì, proprio cioè, ma una volta si preparava ma non era carcottata giusto la presentazione si sentiva uno saluto e poi però veniva ursa poi si cantava sa satira veniva a mente e a te veniva a mente Paulico Mossa per esempio quale cantone ti agradai di cantare a Paulico Mala insomma alla elencare magari cuna giusto poi negalare poi non comprenderemo magari Bademala è stuna che sostenore canta una meda canta la prima strofa no? Canta strista al memorial Mischidas e poi raramente cominciavo da prima in tutte le poesie bisogna una sortata e piaga di pruso e quindi usase o adattava un pruso a Tisinata a questo punto su tenore o su pruso orecchiabile e quindi si andava certamente questa sortata si pruso colpiana e ti lamenta di questa cantone di Ademala che l'hai visto ottava che ti aggradai di cantare bene dritte sincero passo a puntas e la prossima piaghiera e questa è cantata per spago no? Per invece a te vede sta aggradai e una di queste sortate si mi piaghiera bello e poi sicuramente canta Iazzi è sicuro a Bocheballu pure no? Canta Iazzi a Bocheballu e Bocheballu sul verso scambiano, no? Seconda del suballo chi canta. Seconda del suballo, certo no, ma certo seia. E beh, vabbè, su Basso Torrado corrisponde. Basso Torrado, Sorazio Antico, corrisponde a matte simmetrica. Sì, al verso lungo. Però poi questo suballo, noi alleniamo su un goreso, poi questo balla in tutta la Sardegna, certo. Su ballo lestro. Certamente su ritmi è diverso e cambia. E cambiano solve. E in cui te canta Iazzi su Brusu. A Ballulestru? Strofetta li cantavano in giro, insomma. A Battorina al Gai te guarda sei spiritosa, andiamo che bisogna in Sardegna. Io che spreni in tutto, insomma. No, ma come te che la sai imparata, scusa?
Però se altro si intesa intera Sant'Anna da terra gente. A barra proso memoria usa non manco da si gelegane. Certo, questo è importante. Sì, praticamente vini imparata dai altri cantatori. Ego svolto meglio, antare il Durdurino. E cosa la metrica del puro torna da sa metrica del spasso torrao e razziativo. E a Durdurino te ti piace da cantare. Se come ti a cantare, Bonarri, te ti a cantare, prova nullo. Antava me da sei Moreno. De Moreno. Però adesso camminando in un ranco. No, vendito da suo campo fiorito. Ah, vendito da suo campo fiorito. Per delle aree. E poi, insomma, si poneva appunto altre canzonette Che torraiano bene alla scantata. Non nada, il ritmo, insomma. Ma è come non lo canta sono Si è preso poco di tanto. una pesata che hai a bocca sola. Ah, de Durdurino. Vedi a di stare come me. Vendito da suo campo fiorito. Tutte le aree vanno a violeras. Se viene disciplina, sì. Beh. E qualcuna che l'ha imparata io auguro a forza di intendere. Una è la narada, io che li scurto. E che barra E che barra memorizzata. Che la registro. Ascolta, a me mi interessa da comprendere voi. Non è che al Senda Parco, per esempio, voi avete abbandonato su canti con Saida. Assolutamente. Come te vis ambiente? Quando capita da andiamo sempre. E vi capita. Poi anto in tutto spuro, no, sì. Ma sempre scontra. No, Boh. no, amo anto. Boh. Però a tonada, è stenorosa. E quando andiamo su, in gioventù, in che non liano, no? Quando vi siete spesati, e non vi si canta io. Allora, quando non siamo spesati noi, sì, su si andava in comitiva. Tanto si usava da girare la stroppa, giravano a Tesserdomos, sul magazzino. Noi siamo minori, però che siamo inseriti in comitiva sono gente per mandare noi, giusto per tenevamo su lascia passare adesso Antonzo e siamo ospiti gradito. Siamo imparando, tanto la Jansormanno, noi ascoltavamo e imparavamo, che abbiamo imparato praticamente. E poi a bello, noi siamo io su Amino, giravamo in comitiva, poi in sorcellerie scapitava, sugli spontini, insomma. E Sposonzo addirittura, tanto avevano un'usanza in vita. Tornando al suo discorso dell'ambiente di vita, stava sempre un ambiente di amicizia in tutto. Venivano essendo invitati principali al suo sposo. Capitava a me, non motivano hanno che si gira tardo, però andare, però è su tenore. Bello. Tramite qualche amicizia, qualche un panzo, qualche conoscenza, capitava a me. Tramite nessuno, non che si diceva a borgare. A bordo bene a nessuno, a bordo bene che va un pulo. Noi però su pure siamo gradios, praticamente avevamo divertimento. Tanto noi, sì, tanto cominciato a essere giradischi, cominciavano a ballare, fino a ballare a civile, però sballo sardo, su pruso a boe. È bello meda. E insomma, e poi abbiamo continuato. Prima in Chinissos, poi andavo e giocavo andando in un tenore pure. Ah, che in un tenore per giovani. De giovani. Ah, lei spone il boghe a questo spizzino. Ecco, non mi ha fatto mancare nulla, il suo tenore. Bello. No. È passione manna tanto. Meda, ecco, se sta possibile, sta barrare sempre Sant'Ante. Però aumenta magari. Poi... E da scurta pure, no? Allora, assurdo, certo. Scusa, tanto siccome ti che sei scolato uoche, no? Questo regno della poesia, lo dico che era il fai schintego spuruca, il bello è scrivere si bada gusto differente, o si canta salmantessi ottavas su un panzo. No, ecco, avevo una scelta, tanto mi sono posto a cantare,
E possibilmente non devo andare a scopa se andava l'altro. Bisogna che sì, almeno in palco. In palco, per esempio, schercata era un repertorio mio, le poesie e non cantavano sosattere, insomma. Un esempio, mi dà. Beh, per esempio, lo cantavo tutto, sino noi popolari, ad esempio, di Peppino Mereo non davo mai cantare. Abbiamo tipo i sorgolesi la cantavano a me, Peppino Mereo lo cantavano e tuttora lo cantano. Ecco, di Peppino Mereo non davo mai in liscio. Che la Sischi, insomma. Sì, liscio, ma non davo mai cantare. Però ho stata una scelta mia personale. Oppure di Mossa, di Mattessi, di liscio, ma non davo mai cantare in palco. In committiva hanno capito, Antonio Pavetutto. E tanto veniva poetas ulianesos o Casseverado o Itte? No, nemmeno. Altri poeti, ad esempio un poeta di Bortigali. Pantaleo Serra. A me mi grada che magari andare nelle natura, rabargare. Devo su un repertorio. E de cantas a de La gusto. santo sempre sustas. Bello. De carattere poeta. Tipo antigas, robas antigas, gaia. Anzi, poi sempre cercando das poesias, no. Chi sosattere non cantano e ponzende cosa nuova, andiamo sempre in movimento. Possibilmente viene da una serata satira andando a roba diverse. Che non è schindischi il meda. Abbastanza. La retentiva funziona. Ma promo io. Come fa però vado una cosa pure per me. Ecco, me la sa ripasso a memoria. Ti la storia all'ezzera, a volte. La storia allegre, poi a de notte non si pia sonno, che torna a conca e sta sempre rimuginando e tanto da memorizzare bene. È scompositore puro, che ne pone. Poi ne pone spuro, danno. Questo non lo fissi niente, che le sta porrendo. Vabbè, carchi osa gli abbia fatta pure. E la si presentava, ragazzi. E te buono carchi ballo. Ottavas. Carchi ottava, carchi sonetto. Terzinas pure. No, terzina no. Unduighinas. No. Ottava, sonetto. Carchi ballo, a ballo lestro, carchi uno ben la fatta a sera. E de quale temas ti trattas tu questa poesia tua? Sempre sa natura, ambiente, Ma una de ballo allega de sa Sardegna, insomma, de sa bellezza de sa Sardegna. Dedicata soprattutto de sa zona nostra. Adesso zona nostra, adesso Barbaggia, andiamo su Bruce. Andrà bene, mi pare che serramos questa regionata di voi, questo è un bello documento, una storia di un gruppo. Ma te sinarei a questo gruppo voi? Nome steniamo. No, ma battiamo. Tenore Uliana. Tenore Uliana. E basta gai. Solo me ne sono signor dopo. Voi sì. Noi stiamo allegando adesso tempo di... No, ma tanto, ma non solo noi, ma tanto lo tenore si nava su tenore che la compagnia sempre definia stando. No, su tenore della compagnia di Antonio Bonetti, che siamo venuti noi. La compagnia di Antonio Canuto. Noi vedi il numero su tenore, a cada compagnia aveva un tenore. E come che dimentichiamo di andare a una cosa? Una racchela. Mi pare importante, perché se no poi si offendono i altri. Dopo abbiamo andato in Chinissos, amato sono usati il tenore su Corrasi. Se non lo illumino magari, cioè è giusto lo illuminare. Io mi ammentavo questo nome. E sta uno dei sostenori, insomma, per un noto forse sì, non li hanno. Tenore Corrasi, amato tantos anni. Chi bividi in questo tenore? Ammentammo nullo, chi bividi? Bifrade mio, Luciano Maisola, Tonino Corrias, e basso andammo più due. Antonio Mereo, Biado, e Pietro Salis Muchera, Biado su Matisse Meschines. Poi dopo, infatti, dopo morto Pietro, su tenore non abbiamo sentito più. E poi esatto, il tenore se ne ha Santo Lussuglio. Questo è come... E questo spizzino sul numero... Questo è un bello tenore su Matisse. Cosa ammentamo che biganta di nove? Allora, oltre Giuseppe Sanna, si messo il Marco Marrella e su bascio Claudio D'Antoni.
E tagata al Un bene. bello tenore. Un bello tenore, suonata. Sì, sì. Un'altra domanda, che le abbiamo usato una volta paio minuti, che un argomento mi dia di interessare, magari raccontiamo su il mannitto. De commenti si canta iada a sostempos dessa pizzinnia tua, no? Con forma commente si canta come in Uliana. Itte minaras de esa manera de cantar, de esa moda, commente è andata cambiando, se più bella, o commente la pensa tu? Ma questa moda, giustamente, carchi vesseria si cambiava, ma pressappoco siamo lì. Antande mimmino, è logico, questa è una cosa, io manteso sa tradizione, prosu, antica, namoso. Carchi cosa si cambiava, i sos promannor de noi, si promannor de me, naro, ma pressappoco siamo lì. Tanto si cantava di prus, che vinas a strumento di musica che andava a bisorgano, ma su prus si cantava da tenore sul ballos. È veramente lì, ai su tenore bisogna va a seriedade, uricra, sfruttare questa musica. E su cambiamento, pressappoco siamo lì, si cambia, dai, antando mimmino di intesa mimme, e noi siamo inteso su strumento di noi. E giustamente appena prusu orfoso e gai certe cose sesto un paese dedo e vadi ma non prude tanto. Ma come uno, casicamente io lo paragono in natural vita, no? Se sta all'estrato, per esempio, e prima vi prusa seriale. Perché le cose prima non saiano. Certe cose prima magari non si andava, poi l'evoluzione sul tempo cambia tutto. Stiamo cambiando fino a noi, non solo di cambiare la musica, così che giustamente se prima si ballava di questo modo, oggi in paese dedo si cambiava. In certo ballo si ha citato Tonino e su Durdurino. Sono sentiti di un'altra cosa. Oggi io carchiosi e da in medar volta non magari, comunque pressappoco siamo lì di nulla di particolare. No, ma io non è una questione, manco che non eschi voi una cosa in mezzo dell'essatera, tutto a Savine commente cambia da su gusto della gente, no? Ogni sì, generazione tiene su gusto suo, no? Sì. E tende a questo. Ma no, certe variazioni sono quasi andare sul tempo, sono quasi automatiche. Sempre rispettare una base, però qualche variazione ci sta, certo, ci sta. Però diciamo nel complesso. Se il manteso abbastanza sì, su tenore in Uliana. Tanto noi abbiamo andato un metro in gente anziano, e io se non ho chiesto dimenticato. Sono le basi principali su cui sono. Tu che sei sconnotto. Sì. Però se si evolve, mentre stenando il suo tempo si cambiava tutto, quindi diventava un po' più allegro. Perché prima magari in un'ottava barravano un'ora, intendemi. Da los orfos, los anzianos proprio, essi andavano gai e andava bene gai. Poi il suo tempo sono un po' andava cambiando un po' essere più allegro, però la base è sempre la stessa. Poi si ha qualche passaggio diverso, diverso nel senso della musicalità, magari è più armonioso, magari il tenore. Si volevamos usare belle queste armonie, che adesso deve creare armonia e aggrada a Uricra. Giusto questi sui pesceghi. E il suo tempo abbiamo visto a ballo, sono più allegri, mentre si canta. In questo senso io che questo è uno cambiamento che è stato in tutta la Sardegna, questo, no? Un'altra cosa volevo narrare, voglio precisare. Mentre sa prima, sono anziano, giusto un'ora da scommettiva, cambiava da sulla satira, cada uno teneva un modello diverso di aria. Non fine proprio come si deve pesciare, tutto canto si inquadrare in questo modo. No, c'è uno che cambiava sempre, gente diverso, da sulla scommettiva a satira. La orfa andava, no? Sì, un po' compreso. Ascolta, un'altra domanda da solo, che mi racconta sempre cose nuove, sai, io pure sono affissiato. Dai cantare quando canta io in companzia, noi siamo companzia vostra.
a cantare in palco, e te cambia qualche cosa. L'impatto del pubblico, cioè, io non ho mai reso in parco, mentre potevo rendere in cantina, in compagnia. Cioè, bene turbato su Tesinata, sai, ma devi stare attento, non si deve sbagliare, non si deve... C'è più apprensione, insomma, più impatto sul pubblico. No? E canta sul manteso, sul remonito. Certo. Anda bene, dai, mi pare che se no non caparramo il dia, che l'argomento sono tutto bello, però poi intervistiamo altra gente pure. E io bostorro a ringraziare tutti, denos il fatto questo bello conto di un'esperienza, di una vita e di una passione pure per su tenore, che grazie a Dio sigui da essere e finza al de trasmettere come se il fagende, se il fagende a sosprulzovano, che sempre su bisogno del suo manno che di essere esempio. De come si canta e poi che su pizzino apprende a sa maniera giusta e non si canta da conto suo, no? Che ad ogni cosa è il bello che cambiate, ma che cambiate in intro di una camminera che si è custata a saida. Senza che si da fuori da sul binario, là. Grazie tanto. Si bessa passione, e si mantiene, non ma passione. Grazie, Storra. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.